Mello, Cabras, sembrerebbe che siamo ad un passo dall'indipendenza, o perlomeno questa indipendenza ci verrà in qualche maniera quasi imposta. Vabbè, io penso che non sia così, forse sto portando anche un pochettino il discorso, ma non credo, intanto perché non mi fido della sovranità che mi viene da fuori, ma mi fido della sovranità che mi guadagno, perché quella che mi sono guadagnata vuol dire che è una cosa che ho voluto e sono pronto a difendere. Però io inizio da alcune considerazioni. Prendiamo per esempio il concetto di autonomia. Autonomia che cosa è stata? Beh, sicuramente per lo Stato italiano è stato un successo. Negli anni dell'autonomia ha cancellato la Sardegna, che ha cancellato la sua storia, la sua lingua, la sua economia, l'ha invasa con partiti e sindacati italiani, ha tagliato l'erba sotto i piedi a tutto ciò che c'era precedentemente all'autonomia. È stato un successo. Effettivamente ha conseguito pienamente gli obiettivi che si era proposto da conseguire. Quindi questo è stato l'autonomia. Non solo, ci troviamo un territorio avvelenato che sarà difficilmente riconducibile alla situazione, cioè è stato possibile toglierci il gambale e mettercile tutte, ma il processo inverso non sarà più possibile, perché quel territorio che prima permetteva ai gambali di marciare, non che adesso noi vogliamo tornare ai rurali, stiamo attenti, cercate di capire il discorso, non sarà più possibile, perché il territorio dall'autonomia è stato compromesso seriamente, basi militari, industrie impattanti, certe volte ci siamo anche zitti delle notizie che ci arrivano dei veleni che stanno sotto il territorio della Sardegna. Altro concetto, andiamo al concetto di indipendenza. Ma che cos'è questa indipendenza? Ma guardate, è semplicemente una sommatoria di dipendenze. Cioè, quanto più dipendenza si ha, quanto più si è indipendenti. Gli stati oggi perché sono indipendenti? Perché hanno tante dipendenze. Il problema è che noi ne abbiamo una sola di dipendenza. Noi dipendiamo solo dallo Stato italiano, ma questa è una disparità causata dalla dipendenza. Il fatto che noi non possiamo decidere del nostro futuro, non possiamo decidere della nostra economia, ma ci viene pilotata da altri interessi politici, economici, che hanno genesi fuori, che sono organici ad altri settori che non sono per il popolo sardo, è chiaro che questo ci può portare anche ad uno stato di sudditanza economica, superabile se ci fosse la sovranità. Ma io mi soffermo sulla questione statuto. Mi soffermo brevemente. Vabbè, scusa. Penso di dover dare un contributo al dibattito, se no gli indipendentisti che cosa c'è da fare con la parola indipendenza nel dibattito? Allora, sembrerebbe che ci sia quasi una specie di equazione matematica tra l'attualità ed il futuro, cosa che non c'è stata nel futuro della storia della Sardegna. Sembrerebbe quasi che siccome l'attualità è determinata dall'italianità, dall'essere oggi nello Stato italiano, debba per forza trovare una soluzione, come se ci fosse un'equazione che non ha altre soluzioni, debba essere per forza trovata all'interno dell'italianità. Ma è possibile che non vediamo la contingenza storica che si sta verificando in questo periodo? Cioè è possibile che non vediamo che si sta andando al superamento degli Stati-nazione? Noi invece vogliamo ancora riproporre il vecchio modello, lo Stato, la nazione, e vogliamo andare avanti sentendoci comunque all'interno sì di una nazione piccola che è la Sardegna, però all'interno della nazione grande che è lo Stato, perché lo Stato va con la nazione, eccetera eccetera. Non vogliamo approfittare di questa contingenza storica, eppure adesso si sono verificate delle situazioni particolari, c'è il Kosovo, c'è Malta, c'è il Montenegro e così via, che contano, dove si decidono i destini dell'Europa, conta molto di più di noi,
Malta, che ha 350.000 abitanti, ha 5 parlamentari europei e 4 nel Consiglio d'Europa. Cioè, il che significa che è una potenza, mentre noi non riusciamo a mandare un parlamentare. Lo ha dovuto eleggere Di Pietro, il parlamentare, perché i Stati non sono un parlamentare. Questa è la situazione. Allora noi vogliamo continuare ancora in questa situazione? Io mi sono letto la proposta presentata al Senato da Cabras. E la parte più interessante è la premessa, la presentazione, la relazione di premessa. Perché è interessante? Perché ci ho trovato dentro molti vocaboli che fanno parte del vocabolario attuale, un vocabolario che non è che sia nato così. Ci trovo dentro la parola sovranità, ci trovo dentro la parola popolo, ci trovo dentro la parola nazione, eccetera, eccetera. Poi vado a cercare all'interno della proposta di statuto e non c'è neanche una volta la parola popolo e neanche una volta la parola nazione e neanche una volta la parola sovranità. E allora che cosa è successo? Che cosa è successo? Davvero noi possiamo andare oggi a proporre uno statuto che rinunci all'essere popolo, all'essere nazione, al desiderio che c'è oggi di sovranità che si respira nell'aria? Questo stesso convegno nasce perché evidentemente chi l'ha promosso ha respirato nell'aria la voglia di parlare di sovranità, la voglia di confrontarsi su queste tematiche importanti. Evidentemente non sono di poco conto, evidentemente contano, altrimenti avremmo promosso dei convegni su altri argomenti. O se andiamo agli anni, diciamo così, del 1980, 85, 90, eccetera, eccetera, si parlava d'altro, qualche volta si è parlato anche di autonomia, ma le parole sovranità, popolo e così via erano soltanto in alcuni testi di alcuni precursori di alcuni movimenti che allora si muovevano nell'area dell'indipendentismo. Evidentemente c'è qualche novità e allora questa novità deve essere dentro lo statuto, cioè non è possibile proporre nessuno statuto che rinunci o che comunque faccia capire che questo popolo ha rinunciato all'essere popolo, all'essere nazione, ad essere riconosciuto come tale. Guardate bene, sto facendo questo, io sono un indipendentista e penso che il traguardo sia l'indipendenza, però qui stiamo parlando di sovranità. La sovranità è un percorso, ci possiamo ritrovare su questo percorso, benissimo, ma se ci vogliamo ritrovare su questo percorso bisogna essere chiari però, cioè il diritto di questo popolo all'indipendenza non è che possiamo decidere noi oggi o domani di rinunciare, è un bene indisponibile da qualsiasi generazione di sardi e quindi è chiaro che noi qualunque proposta si vada a fare di statuto non può assolutamente rinunciare a questo concetto. Allora, 3 strade sono possibili e poi chiudo. La prima strada è quella che è stata proposta qui e che io condivido, ne abbiamo già parlato a Santa Cristina, è quella che c'è stato un rapporto stabilito tra l'allora Stato sabaudo e i sardi nel 29 novembre del 1847 che rinunciava alla sovranità. Bene, quei presupposti non si sono verificati con la stessa sovranità con cui si è rinunciato comunque con la stessa sovranità esercitiamo e sciogliamo quel patto. Sciogliamo quel patto e si ricontratta quel patto da una posizione diversa da una posizione di non sudditanza. L'altra possibilità è quella che lo Statuto riconosca, la seconda via è che lo Statuto riconosca l'esistenza della nazione sarda, che è già indipendente dalla nazione italiana perché è un'altra nazione, riconosca l'esistenza della nazione sarda e il suo diritto all'indipendenza. La terza possibilità è che sia chiara lo stato di sudditanza della nazione sarda, cioè nello statuto si riconosce che la Sardegna fa parte forzatamente dell'Italia
e che il suo desiderio è quello di riscattarsi e di costituirsi di Stato indipendente.